Il Motoclub Carnico organizzerà a Tolmezzo il 2 aprile prossimo la tappa inaugurale del campionato italiano di trial, a 2 anni dall'ultimo impegno organizzativo con il campionato del mondo. L'evento è stato presentato sabato 4 marzo nella sala del BIM a Tolmezzo con l'intervento, oltre che del padrone di casa, il presidente del BIM Michele Benedetti, anche dell'assessore del comune di Tolmezzo Gianalberto Riolino, del vice sindaco di Amaro Edi Mainardis, del presidente della Camera di Commercio di Pordenone Udine Giovanni D'Apozzo, del direttore tecnico del trial nazionale Fabio Lenzi, del presidente del Motoclub Carnico Emanuele Prisco e di Walter Marcon, coordinatore generale della manifestazione. Le zone teatro di gara saranno tutte a ridosso del centro cittadino, facilmente accessibili dal pubblico e addetti ai lavori. Rio Confine nei pressi dell'ex polveriere di Pisebus, Ponte del Merlo sulla strada per la frazione di Leggio e Pracastello saranno gli ambiti dedicati alla gara, mentre l'ampio parcheggio di Via Marchi ospiterà la partenza, le premiazioni e la zona paddock. L'evento del 2 aprile sarà l'appuntamento inaugurale del massimo campionato tricolore 2023 e ospiterà anche il campionato italiano di mini trial. Alla serata erano presenti anche i più promettenti piloti italiani, arrivati in Carnia per un incontro collegiale di allenamento di 2 giornate, assieme ai tecnici della federazione. Spettacolo e adrenalina saranno assicurati dai migliori specialisti delle 2 ruote artigliate in Italia, con occhi puntati sul rider della Valsassina Matteo Grattarola, trionfatore lo scorso settembre in una gara di campionato del mondo di trial a Ponte di Legno, successo che mancava ai colori azzurri dagli inizi degli anni 90. Tra gli oltre 100 piloti attesi in Carnia non mancherà la pattuglia di piloti regionali, con il fuoriclasse Giacomo Brunisso, pilota di Pagnacco già campione italiano di categoria, e gli alfieri del Motoclub Carnico, Gabriele Agostinis, e di fratelli Adam e Luca Craigero.